Eccoci qua, buongiorno, buon pomeriggio, anzi ormai è il 20 maggio, questa sera non ci vediamo a Ringa né oggi né domani perché ho Marco male. Allora, ciao Vincenzo, ben trovato, ho un paio di cose da dirvi ma velocissime, davvero. Ciao, presente, condivido, grande Gabriele, che dice Rita, ciao a tutti, scusate sono stato assente un po' di giorni anche io per lavoro, bello esserci di nuovo Rita, anche io, ma cambieremo alcune cose che poi vi racconteremo. Vi lascio questo che invece che è il modo per unirsi al canale Telegram e quindi avere in anticipo anche le cose che riguardano un po' le pubblicazioni sul sito e via dicendo. Che dice Filippo, lunghissimo, ce l'abbiamo fatta notizia pochi minuti fa, Antena 3, attenzione, confermate le vaccinazioni a Burano. Boh, è importantissimo Filippo, tu che fai parte della protezione civile, se non ricordo male, quindi protezione civile, vedete, a Burano anche per le isole. Ciao Anna, dai che vi devo dire questa cosa, è pazzesca, condividete! Ed è un tassello in più che aggiungiamo perché la verità è giusto che emerga, anche se ci mette un po' di tempo, ma è giusto che emerga. Allora, questo vi serve oltre a condividere per unirvi al mio canale Telegram, è facilissimo. Sabri, eccola qua, sono curiosa, l'ultima di Crisanti, adesso ve la racconto. Telegram, lo vedete, qua è questa applicazione, la aprite e trovate praticamente il canale Telegram, lo cercate Ferdinando Avarino, come si fa qua per vederlo, inquadrarlo bene, non si riesce, e potete, non ce la facciamo qui, l'ultimo sondaggio che avevamo lanciato per Antenna 3 e poi vi iscrivete. Allora, che cosa è emerso questa mattina? Brava, brava Sabri, condivisa nel profilo. Che cosa è emerso questa mattina? E guardate che poi chi dice questa cosa qua? Il Francesco Zambon di cui tutta Italia da mesi parla per il famoso piano pandemico, il pesce piccolo, è uscito il suo libro, lo presenteremo lunedì prossimo a Ring, torna il nostro ospite Francesco Zambon di cui parlano tutti per raccontare che cosa è successo sul fronte del piano pandemico, scusate, del report pubblicato, poi ritirato dall'OMS, ora che esce il libro di Zambon non vogliono neanche che si citi la parola OMS, lui denuncia l'OMS e poi ho qui quello che lui ha dichiarato questa mattina al microfono di Filippo Fois. Che cosa dice Zambon? È molto semplice e si aggiunge un altro tassello su Crisanti. Ciao Beatrice, ben trovata. Allora, il comitato tecnico scientifico, domanda semplicissima, non c'è solo quello nazionale, ma come sapete forse il Veneto ha anche un suo comitato tecnico scientifico di cui fanno parte molti campioni della sanità e tra questi c'è Francesco Zambon da sempre, c'è anche, in quanto era rappresentante dell'OMS a Venezia, e c'era anche Crisanti da sempre. Ebbene, domanda a Francesco Zambon, ma voi l'esito del risultato dello studio, vogliamo chiamarlo così in questo caso, del secondo giro di tamponi a Vo, l'avete mai visto? E qua dobbiamo fare un po' di storia. Risposta di Zambon è no. Cioè, se voi ricordate, andò così perché Zaia quel pomeriggio era ospite ad Antenna 3 e eccolo qua Beatrice, l'ho spiegata ma adesso entriamo nel dettaglio. Che cosa succede? In buona sostanza, il 21 febbraio del 2020 Zaia entra in studio e dice a Varino abbiamo i primi due casi. Come i primi due casi? Scappa, salta l'intervista, finisce a Padova, là a Padova decidono, siccome i casi sono a Vo, il povero Adriano Trevisan, ricorderete, prima vittima in Europa del Covid, decidono, e lo decide Zaia immediatamente, di chiudere Vo e fare tamponi per tutti. Prima decisione, al di là della cronaca, quello che è stato raccontato, sbagliato, che ci si è attribuiti, che qualcun altro ha cercato di attribuirsi, così è andata, perché eravamo testimoni tra l'altro diretti. E quindi primo giro di tamponi a Vo deciso da Zaia. Dopo 10 giorni spunta Crisanti, che in pochi conoscevano, era il direttore della microbiologia, tuttora direttore della microbiologia di Padova, l'uomo dei tamponi, che dice, ma sa Presidente, dicendo a Zaia, lei ha fatto una cosa straordinaria, diventerà un caso di studio di specie in tutto il mondo, cioè ha preso un paesello, un paese straordinario, con una grande cultura del cibo e del vino, tra l'altro ai piedi dei colli Eugani, e lei ha fatto, l'ha chiuso, è diventato zona rossa e ha testato tutti quanti. Bene, cosa fanno a quel punto? Non è che lei, Presidente, dice Crisanti, mi finanzia uno studio e rifacciamo a distanza di qualche giorno i tamponi a tutti quanti.
chiede Crisanti. Condividete, questo è fantastico. Oggi scopriamo, dopo aver scoperto un'altra cosa detta tra le righe durante la commissione di sanità, e tra poco ve la ricorderò, che Crisanti non ha mai portato l'esito di questo secondo giro di tamponi al comitato tecnico scientifico, quello regionale, cioè praticamente la regione sponsorizza, paga questo secondo giro di tamponi, un nuovo studio a Vo dopo qualche settimana, mettendoci 150.000 euro nostri, delle nostre tasse, e Crisanti non porta nella sede naturale, secondo quello che dice Zambon, non porta nella sede naturale l'esito di questo secondo giro di tamponi. E quando lo scopriremo noi? Lo scopriremo dai giornali, perché l'abbiamo letto tutti, l'esito di quel secondo giro. Lo vedremo su Nature a mesi di distanza, con tutta la polemica che poi ne emerse, e verso ve la racconto. Come dimenticarlo, Gio? Eh sì, così è andata. Rita, non ci credo. Rita, è così. L'ha detto Zambon, guardatevi il telegiornale questa sera di Antena 3 Rete Veneta, cioè intervistato da Filippo Fois, ha detto: scusate, ma noi del CTS, la Regione Veneto ha finanziato Crisanti, che ha fatto il secondo giro di tamponi, perché calato dal cielo si presenta a Zaia e dice: caro Zaia, lei ha fatto una cosa fantastica, posso fare un secondo giro di tamponi e me lo finanziate voi della Regione? Sì, vai Crisanti, ritampona tutti i cittadini di Vo. E quello studio poi non si è mai letto, non si è mai saputo nulla, non è mai stato commentato nelle sedi opportune, non lo ha mai portato nemmeno questo, come quello dello studio dei tamponi rapidi, che non era uno studio ancora, poi lo è diventato dopo, nel 2021. Allora, questa è la situazione, perché poi stiamo qui a commentare, capite? Ci si divide tra competenze, ci si divide tra chi fa politica, ci si divide tra chi sentenzia sempre e comunque. Questo è il dato di fatto, però poi ci sono alcuni passaggi tecnici che è ben sottolineare. Quindi, Zambon, l'uomo stracizzato dall'OMS, oggi ci racconta questo. Noi dell'esito dello studio di Crisanti sul secondo giro dei tamponi a Vo non abbiamo saputo nulla. Proprio sulla gestione della prima ondata, domanda Fois, lei ha detto poco fa in conferenza stampa che per quello che riguarda il secondo giro di tamponi effettuato a Vo, lei i risultati al CTS non li ha mai visti? Domanda Filippo Fois, il nostro Filippo Fois, a Francesco Zambon. Risposta: i risultati io non li ho visti, so che ci sono stati ovviamente, però non li ho visti mentre si stavano generando, poi li ho visti pubblicati nello studio, quindi a diverso tempo di distanza. Normale che sia, è normale questa roba qui, gli chiedono. Normale non lo so, dice Zambon, so che abbiamo avuto delle occasioni dove appunto si dicevano quali erano i risultati di questi dati, ma io i dati primari, diciamo, primitivi, non li ho visti, cioè non è che ha potuto commentarli da scienziato, ha solo saputo quello che è stato riferito, magari anche a voce. Qui accadde cosa poi? Che questo risultato del secondo giro di tamponi, ve lo ricordo ancora una volta, venne pubblicato su Nature a distanza di mesi, ed è quel stesso articolo nel quale fondamentalmente Crisanti si intesta anche il successo per aver pensato lui, non Zaia come è andata nella realtà, lui di chiudere Vo e tamponare tutti il primo giro. E allora ci fu la protesta della dottoressa Russo, prevenzione della regione Veneto, che giustamente dice: scusami Crisanti, sei spuntato 10-11 giorni dopo, cosa c'entri tu col primo giro? E allora anche lì dicono: piuttosto consegnaci il risultato di questo studio, che invece ci siamo dovuti andare a leggere su Nature mesi dopo. Quindi, finanziato con 150.000 euro, spunta 10-11 giorni dopo l'emergenza, finanziato con 150.000 euro per fare il secondo giro di tamponi a Vo, quel risultato lì non lo dà a nessuno ufficialmente, ma lo leggiamo su Nature mesi dopo. E scusate, ma secondo me questa roba qui fa il paio con quella che pochi avevano capito, che pochi avevano interpretato e che è emersa durante la conferenza stampa, la commissione sanità detta dalla dottoressa Ricci, l'abbiamo ripresa nei telegiornali nei giorni scorsi, cioè che scopriamo che soltanto un anno dopo Crisanti ha registrato il sequenziamento del virus di Vo. Quindi tutto il mondo dopo la Cina guardava a Vo e alla Lombardia. Guardiamo i primi casi in Italia che riguardano Vo, sequenziamo subito il virus, e questo sequenziamento non viene messo a disposizione della comunità mondiale, che sta cercando di venirne a capo in tutto il mondo, terrorizzato che il virus arrivi ovunque, cosa che poi è esattamente successa. Lui non registra il sequenziamento di quel genoma, di quel virus.
se non un anno dopo, dice la dottoressa Ricci. Quel sequenziamento viene messo a disposizione della comunità mondiale. Vi ricordo che tutto il mondo cercava di studiare sto virus e capirne qualcosa soltanto un anno dopo. A febbraio del 2021 finalmente viene registrato da Crisanti nei database mondiali il sequenziamento del virus di Wuhan. E io credo di avervi raccontato un po' tutta questa storia. La verità è certo che farà giustizia deve solo vergognarsi. Non lo so, ha fatto una scelta, vorrei capire perché. Crisanti è un approfittatore, punto stop. Non diciamo queste cose qui, non mi interessano, mi devo dissociare, non mi interessa. Voglio solo raccontare quello che succede e capire da lui il perché, se potesse fare un'intervista anche con noi ogni tanto. Ma cosa dobbiamo aspettare? Che vengano gli alieni a fare giustizia? Non lo so, Gio. Questo è un piccolo aspetto che mi interessava raccontare insieme a voi. Quindi, lo studio sui tamponi rapidi viene raccontato ai giornali e non era neanche uno studio, viene sputtanato il Veneto per mesi e non era quello che lui raccontava, perché non era nemmeno uno studio, lo è diventato dopo ed è anche contestato lo stesso studio. Il genoma viene registrato un anno dopo. Terzo punto, sul secondo giro di tamponi non presenta neanche ai suoi colleghi del Comitato Tecnico Scientifico l'esito di questo studio per la fretta probabilmente di pubblicarlo col proprio nome sulla rivista Nature. Questo è il quadro, fino a qui, e spero che lui lo possa smentire, di quello che altri colleghi, compreso uno ostracizzato in guerra evidentemente con l'OMS come Francesco Zambon, ha fatto questa mattina. E il giro si chiude. Non capisco neanche io questi atteggiamenti. Se lo chiede a me, Rita, figurati un po'. Bene, speriamo possa chiarire, magari dedicando una sua intervista un po' meno catastrofica anche a noi, visto che i contagi crollano e che non si sta verificando per l'ennesima volta quello che era stato previsto dai più catastrofici appunto. Bene, ciao a tutti, ci vediamo sul sito ferdinandovarino.it, buon pomeriggio.